Eder, Mac, Pallister. Manuela e Luis sul luogo del delitto? Vi leggo la premessa metodologica di questa consulenza, perché non è una perizia, è una consulenza della Procura, che credo possa darvi una esatta, percezione di quanto poi conterà, cioè praticamente a mio modo di vedere zero. La scienza di comparazione, lo scrive lui, il consulente della Procura, la scienza di comparazione vocale allo stato dell'arte odierno non permette un'attribuzione forense certa dell'identità del parlante. Quindi la scienza qui non c'entra niente. Lui cosa dice? La metodologia soggettiva, una roba che a me mi fa balzare sulla sedia, perché è una roba che non può stare veramente, quantomeno in un caso potenzialmente da ergastolo, dettata da criteri percettivi, quindi è lui che ha un orecchio bionico evidentemente, suffragati dall'esperienza dello scrivente. Cioè noi ci dobbiamo affidare a lui, cioè lo strumento con cui lui ha fatto la valutazione sono le sue orecchie. Se io fossi seduta al posto di Cantarini e una persona che davanti a me mi riferisce delle circostanze e il suo racconto inizia con una cosa che non la chiamiamo una bugia perché essere cattivi, è palesemente non vera, ma Cantarini lo sa, la procura tutta al completo lo sa che è una bugia, ma non perché lo dico io che non so nessuno, perché loro hanno i riscontri oggettivi che quella è una bugia. Quindi perché poi quello che seguirà per le 27 ore successive dovrebbe essere tutto esclusivamente, assolutamente, incrollabilmente, grammaticamente vero? E auspico il giudice Cantarini si legga attentamente questo diciamo così, fiume e si occupi di verificare se tutto ciò che è verificabile corrisponde a verità o diversamente verità. Questa è una cosa che penso che se l'auguri chiunque in Italia che avrebbe un minimo di interesse a sapere veramente chi ha ucciso la Turini. A me quando alla fine non me ne frega niente, perché non la conoscevo nemmeno, basta che arrestino uno, allora le domande non te le fai. Se ti interessa sapere veramente se questa persona abbia giustizia per quello che gli è successo, 2 o 3 domandine, che le fai? C'è una perizia in corso, la perizia darà anche i risultati. A meno che la Silva non è ventriloquo e faceva tutte e 2 le voci, vuol dire che se c'era lui di sotto c'era anche qualcun altro. Chi era qualcun altro che non ero io, che è stato acclarato che ero a lavorare, che hanno sentito pure a testimonianze dei miei colleghi per chiedermi se ero a lavorare? Auguri allo scooterista, quello che gira attorno a Liliana la mattina del 14, che ieri ha fatto il compleanno. Altro che ritiro della querela. Il cazzaro suona sempre 2 volte. Le regole di prudenza suggeriscono di parlare solo di argomenti di cui si ha competenza, specialmente quando c'è di mezzo un morto e un assassino a piede libero. Viceversa, invece di fornire un utile spunto di riflessione per le indagini investigative, si rischia di dare ragione ai detrattori degli analisti del canale web. Il caso Resinovic ha registrato un fondamentale contributo da parte dei cosiddetti youtuber, almeno di alcuni di essi. Risultato decisivo per scongiurare un'archiviazione ingiusta e illegittima che avrebbe posto una pietra tombale sulla possibilità di ottenere giustizia per la morte di Lilly. È pertanto cruciale che il confronto avvenga in maniera coerente, quantomeno sotto il profilo delle competenze. Intanto, tutte le elucubrazioni ascoltate nulla hanno a che fare con il paventato reato di calunnia, che, come già detto, presuppone la presentazione di una denuncia consapevolmente calunniatoria con cui un soggetto venga falsamente accusato di condotte suscettibili di valutazione sotto il profilo penale. Niente di più lontano dalla fattispecie in esame, che vedrebbe lo Sterping sporgere querela per essere stato diffamato con accuse di esagitazione e comportamenti confusi e inurbani. Circostanza espressamente rappresentata dalla viva voce della signora Wind ai microfoni Rai e dunque vera e comprovata. Quindi, non si capisce di quale ipotesi calunniatoria si parli. Inoltre, l'affair Wind si presenta sempre più pregno di sorprese e dunque interessante. Poco a poco emergono particolari inediti, come una pregressa frequentazione tra Miss Wind e Visintini in ambienti equivoci e possibili relazioni pericolose. Si aggiungono ritrattazioni sospette della stessa imprenditrice, con improvvisa perdita della vista e delle percezioni sensoriali. Visione tridimensionale sfocata delle schede segnaletiche della Polizia di Stato, sparizione di commesse brunette e piccoline e apparizione della coppia Resinovic-Sterping.
magicamente materializzatasi nel metaverso collettivo. Oltre alla querela per diffamazione aggravata, per aver stigmatizzato Sterpin come un esagitato, confuso, cafone e, soprattutto, bugiardo, Claudio dovrebbe presentare un esposto per intralcio alla giustizia, false informazioni al PM e tentata frode processuale. Ed eventualmente anche per favoreggiamento personale nei confronti degli ignoti autori dell'omicidio volontario in danno di Resinovic e Liliana, per cui si procede. Sarà poi la AGI ad accertare se si è trattato di un errore dovuto a un'improvvisa caduta delle diottrie o, viceversa, di falsa testimonianza. Come pure accerterà se è esistita la brunetta piccolina come dipendente in bianco e nero e se il dispositivo in uso a Sterpin sia stato tracciato nel negozio il giorno della presunta apparizione in coppia con Lily. Ma per fare tutto questo è necessario l'esposto denuncia di Sterpin Claudio. Altro che ritiro della querela, che si chiama remissione. È rimasta sempre là nel boschetto, nessuno l'ha trovata. Questa visione di Liliana nel boschetto dal 14 dicembre del 21 ha in pratica scompigliato quella che era la mia ipotesi e che continua a essere la mia ipotesi nonostante il parere della Cattaneo, che qualcuno che in qualche modo involontariamente io ho scritto il copione, ma di questo ne abbiamo già parlato, no? Che io ho scritto il copione e qualcuno ha eseguito. Se questa mia ipotesi, che mi pare limpida, fosse quella giusta, posso immaginare che per esempio una banda di balordi, che chissà per quale motivo aveva l'esigenza di uccidere Liliana, per rompere le balle a me abbiano portato Liliana a 50 metri dove l'avevo trovata prima di Natale, 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 l'hanno vestita con dei sacchi neri come spazzatura, come dicevo, in quei 20 e passa giorni in cui il corpo non si trovava, e questo, ma proprio questo particolare non fa rizzare le antenne, no? Del fatto che, ripeto, e continuerò sempre a ripeterlo, secondo me io involontariamente ho scritto il copione e qualcuno ha eseguito. Questo dovrebbe essere a mio parere dovrebbe essere una traccia perlomeno da analizzare, ma di questa mia ipotesi non ne parla quasi mai nessuno, no? Anzi non ne parla nessuno. Non si va a verificare se è possibile che sia così, vediamo, ragioniamoci sopra, no? Traiamo delle conclusioni, vediamo, niente da fare. Della otidrossichinolina che è stata trovata nel corpo di Liliana, nell'organismo di Liliana, dai, no? E c'è tutto questo andazzo così. Cosa posso dire? Io credo che se gli inquirenti volessero andare a fondo, veramente a fondo la questione, motivo di sospettare di alcuni personaggi ci sarebbe sicuramente. Vediamo se è vero che come io credo loro sanno, o perlomeno hanno dei forti sospetti su qualcuno, ma non vanno a fondo, poi bisognerà capire il perché. E dopo Covalero che sostiene nel suo lapsus di aver trovato Liliana prima di Natale, torniamo a Rimini dove un amico ci recapita questa sua ipotesi, sottolineiamo ipotesi, di come potrebbero essere andate le cose. Caso Pierina Paganelli, ricostruzione eventi, ipotesi a seguito delle decisioni della Cassazione e della perizia fonica della Procura, colpevoli principali, Manuela Bianchi, Giorgia Saponi, Duilio Bianchi, movente, non passionale per motivi illogici, Cassazione, non premeditato, la parola calma denota tentativo di placare una probabile discussione, legato all'adunanza,
la signora Paganelli rivela qualcosa ai confratelli. Alle 21:15 viene staccata la visione. Nervosismo in casa Bianchi. Possibile ricostruzione eventi. Aprile 2023. Giuliano scopre che la moglie, Manuela, ha una relazione extraconiugale. Ne parla con gli anziani della congregazione. Manuela viene disassociata ed allontanata da casa. Va a vivere dal fratello Loris. Comincia per lei il percorso di pentimento, della probabile durata di 6 mesi. Aprile 2023-ottobre 2023. Passa poco dall'inizio del percorso, che il 7 maggio 2023 avviene l'aggressione contro Giuliano. Loris si arrabbia e lo colpisce violentemente. Giuliano perde i sensi. Viene portato in seguito sulla strada per far passare l'aggressione come incidente. Non è un tentato omicidio, ma una minaccia. Giuliano non ha mai perso la memoria. Loris, dopo aver aggredito Giuliano in un altro luogo e non dove viene ritrovato, chiederà a Luis di aiutarlo col trasporto, elemento a supporto di questa ipotesi. Il fatto che Giuliano in ospedale faccia il pugno a Loris e lo vuole lontano da sua figlia, ma non sembra aver paura di Luis tornato a casa. Questo perché si ricorda di Loris, ma avendo perso i sensi nell'aggressione non ha mai visto la seconda persona che lo ha aiutato nel trasporto. Ottobre 2023. I mesi trascorrono, Giuliano lentamente si riprende. A livello temporale dovremmo trovarci verso fine settembre. Praticamente Manuela e Loris, a maggio, hanno minacciato Giuliano, il quale infatti nei mesi successivi si riavvicina a lei. Siamo quasi alla fine del pentimento di Manuela. I due fratelli sono convinti che le cose si stiano sistemando. Quest'ultimo comunica alla madre quello che gli è davvero successo a maggio. La signora Paganelli avvisa i suoi familiari. Viene sentita dalla signora Bartolucci. Viene messa al corrente la signora Bianchi. Verrà approvata una mediazione, per evitare che vengano informati gli anziani. Probabilmente anche Giorgia Saponi tenterà di mediare. Messa al corrente dei fatti, proverà a convincere la nonna a non dire nulla. Messaggi cancellati, comunicando anche alla nonna la sua volontà di voler vedere. Quella sera, l'adunanza in diretta da casa. Siamo al momento cruciale. La sera del 3 ottobre, la famiglia Bianchi, Manuela, Giorgia e Duilio, segue con molta paura la diretta, in quanto sanno che quello che la signora Paganelli potrebbe rivelare è gravissimo agli occhi della legge. Ma lo è ancora di più per i principi e le regole della congregazione. Probabilmente intorno alle 21:15 viene fuori la faccenda. Da perizia della difesa finisce la teleconferenza. La situazione è compromessa. Circa un'ora di tempo prima che arrivi la signora Paganelli. Rabbia, preoccupazione, paura, ansia. Tutti stati d'animo che probabilmente ci saranno stati in quel momento. Arriviamo alle 22:10 circa, orario di rientro della signora Paganelli. Nel contempo Duilio, Manuela e Giorgia sono scesi nei box. Comincia una discussione. Il signor Duilio ad un certo punto dirà anche calma vedendo degenerare la situazione. Alle 22:13 e 31 secondi la lite sfocia in un delitto d'impeto. E così tutte quelle emozioni che travolgevano le persone in casa, come anche le conseguenze che ci saranno nella congregazione, nonché quelle a livello legale, portano ad una perdita totale del controllo, con una degenerazione della situazione fino all'irreparabile. Manuela probabilmente chiede a Valeria come sistemare la scena. Valeria ha consigliato, forse, come pulire e sistemare la scena. Luis,
Forse è sceso. Ha visto la signora Paganelli e infatti dirà di aver avuto gli incubi. Elemento capelli bagnati all'indietro, collegabile al rituale senegalese di rispetto verso i defunti. Tentativo di incastrare Valeria e Luis? Non posso dirlo con certezza, ma se hanno avuto due ruoli minori, sia per l'aggressione a Giuliano che per l'omicidio di Perina. Potrebbe essere stato pensato sia a maggio che anche successivamente ai fatti di ottobre. Sempre seguendo questa ricostruzione, elementi a supporto ipotesi, calma detto da Duilio, prima dell'aggressione, buona e ragazza dette nei momenti dell'aggressione, Loris a conoscenza dei fatti, ma non autore, Cassazione, potrebbe anche non essere stato presente, elementi congregazione vari. Questi potrebbero variare a seconda delle regole interne, ma l'elemento principale potrebbe essere dato dai gravi fatti, che rendono i colpevoli, agli occhi dei confratelli, pari a degli apostati, mentre i disassociati possono da poco tempo anche avere contatti con i familiari membri attivi. Gli apostati sono visti come i peccatori peggiori. Assolutamente devono essere allontanati e non dovranno più avere nessun tipo di rapporto sociale con altri membri, anche familiari, della congregazione. Conclusioni personali. Questa ricostruzione, a livello logico e deduttivo, può certamente non essere giusta, o variare in alcuni dettagli. Tuttavia, i recenti progressi nelle indagini mi portano a pensare a questo scenario, a mio parere, come il più avvalorato e vicino alla verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.